ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, un'altra maxi operazione antidroga tra la Sicilia e la Calabria. Nel mirino 61 soggetti, promotori e partecipi di una strutturata organizzazione criminale dedita, secondo l'impostazione accusatoria, alla gestione di un lucroso traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno fatto luce su una delle principali piazze di spaccio di Messina, e cioè quella del quartiere di Giostra, nel mirino anti-soggetti del quartiere San Cristoforo di Catania. È stata eseguita nel reparto di medicina legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Angelo Salamone, 61 anni, l'operaio della Doro Maris, morto mercoledì scorso ai cantieri navali di Palermo, travolto da un serbatoio di ferro che stava dissaldando insieme a un collega. L'operaio ha subito un forte trauma da schiacciamento del torace. Una volta arrivato in ospedale è morto per arresto cardiaco. I medici avranno 70 giorni per depositare la perizia. Per la morte dell'operaio sono stati iscritti nel registro degli indagati i responsabili dello stabilimento di Palermo di Fincantieri, il responsabile del servizio di prevenzione dell'azienda e il responsabile dell'azienda in cui lavorava Salamone. C'è anche l'operaio con cui lavorava il dipendente morto. Si è spento a Nicosia, in provincia di Enna, all'età di 93 anni, Alberto Murè, medico chirurgo originario di Gangi. Da tempo era ricoverato all'ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, di cui per anni è stato il direttore sanitario. Ha esercitato la sua professione fino all'ultimo in prima linea anche durante la pandemia da Covid. Il sindaco del suo paese natale, Giuseppe Ferrarello, l'amministrazione comunale e il consiglio, attraverso una nota, hanno espresso le più sentite condoglianze ai familiari. La segreteria aziendale Aroi EMAC, l'associazione che rappresenta gli anestesisti rianimatori italiani, segnala la grave carenza di medici specialisti nel settore degli ospedali dell'ASP 2 di Caltanissetta. Il sindacato sostiene che se il loro grido di aiuto dovesse rimanere inascoltato, dopo anni di lavoro in condizioni intollerabili, gli anestesisti rianimatori potrebbero indirizzarsi più ragionevolmente verso la tutela del proprio stato di benessere fisico, psichico e sociale. In altre parole, afferma la segretaria aziendale, siamo sulla soglia di una dimissione di massa. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 14. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.